Allora, 30 anni fa ho iniziato così, piena di impegno, di voglia, di passione, veramente. Avevo 23 anni, ma ero carichissima e sono felice di aver fatto tutto ciò. Io ho clienti che sono arrivati qua a 16 anni, li ho visti sposarsi, ho visto aver figli e fa un certo che la mia passione e il mio sogno è sempre stato quello di avere, quando mi chiedevano da piccola, cosa vuoi fare da grande? La parrucchiera e avere un negozio tutto mio. E io sono stata fortunata perché ci è avverato tutto. Effettivamente io lavoro tanto con persone della zona, ho tanta gente anche da fuori, però io posso dire che Crespignaga mi ha veramente dato tanto. Dal mio arrivo in salone abbiamo deciso di intraprendere una filosofia basata sul green, quindi trattamenti a base di prodotti del territorio, quindi chilometro zero. Non so, ad esempio utilizziamo molto l'olio, le ciliegie di Maser, il miele. Questi prodotti poi vengono lavorati da noi attraverso anche l'utilizzo di oli essenziali per creare dei componenti che vengono aggiunti poi a degli shampoo specifici, a dei conditioner per la cura e il benessere dei capelli. Il fattore naturale incide tantissimo sulla cura del capello. Noi lavoriamo praticamente quasi al 100% con prodotti di origine naturale, quindi abbiamo deciso proprio di allontanarci dal chimico, per quanto possibile logicamente, dal chimico e da prodotti che comunque rovinano i capelli e non giovano alla salute del capello. Allora, la nostra accoglienza in salone è totalmente diversa rispetto magari a un comune salone di parrucchiera, perché il cliente viene accompagnato in un percorso. Noi lo chiamiamo sartoriale perché viene proprio cucito ad hoc sulla persona. Questi trattamenti portano ad avere un processo graduale di benessere del capello e della cute. Per questo i nostri clienti ne sono entusiasti.